quest'estate è pura allegria. È una puntata speciale di Penalty, al termine di una bellissima serata, la terza festa dello sport che si è svolta qui a Palermo in un contesto di grandi numeri, ma soprattutto di tantissimi personaggi legati al mondo del calcio siciliano e non solo. A tutti voi la buona visione. Un contesto particolare, la terza festa dello sport presso la sede della Federazione Italiana Gioco Calcio qui a Palermo e abbiamo un ex presidente ma ancora anima di questa federazione, Santino Lopresti. Presidente, io credo che questa federazione continua a essere sempre un punto di riferimento non soltanto per il calcio dilettantistico, diciamolo pure. Sì, certo, non è che l'impegno assunto tanti anni fa con Sandro quando abbiamo deciso di governare il calcio siciliano, alterne vicende che si erano susseguite, erano punti di riferimento importanti. A noi interessava lo sport, interessava in particolare il calcio, nel pieno rispetto delle regole, quindi oggi è facile, sia quando sono stato io, ma poi con Sandro, prima Sandro, poi io, poi Sandro, governare. C'è una continuità. C'è una continuità, ma c'è una continuità anche nel governarla, cioè nel rispettare quelle che sono le regole, per cui tutto diventa molto più facile per quanto ci riguarda. Io oggi sto svolgendo questo ruolo, sono il capo delegazione dell'Under 20 femminile, sono il responsabile nazionale degli sport, lo avete sentito, il presidente Abete dal 1° luglio, quello che era una commissione diventa un dipartimento, quindi la disciplina degli sport diventa una disciplina ufficiale della Federcalcio e quindi anche questo ormai è uno sport che coinvolge tanti ragazzi, ma non solo, ma voi pensate ai ragazzi con disabilità che non possono andare sui campi reali, ma possono andare in un campo virtuale e le emozioni, noi abbiamo coniato uno slogan, ma l'abbiamo registrato per dire campo virtuale, ma emozioni reali. Quando un ragazzo in una sedia a rotelle segna un gol in un campo virtuale, ha le stesse vibrazioni. Per lui è una grande emozione. Pensate che si possono essere squadre miste, cioè ragazzi e ragazze che possono giocare nella stessa squadra, pensate che il papà col figlio può giocare, c'è cose che nel campo reale non possono avvenire nel campo virtuale e poi una partita dura complessivamente 6 minuti per tempo, 12 minuti, quindi non c'è lo stare davanti a un videogioco con una caratteristica che è unica al mondo, perché ce l'abbiamo solo noi come Lega Nazionale Dilettanti, che sono 11 ragazzi contro 11 ragazzi, quindi vi è una squadra vera, quindi 11 joystick, non è un joystick e gli altri 10 l'intelligenza artificiale, ma qui quando si gioca una partita di questa digitale noi abbiamo 11 giocatori in campo, tant'è che la squadra deve essere da un minimo di 15 a un massimo di 30, quindi cose estremamente importanti che ci gratificano, perché dopo il beach soccer che io ho guidato per tanti anni e diventò anche quello un dipartimento, anche quest'altro sport che inizialmente era uno sport promozionale ma era sperimentale, oggi diventa una disciplina della Lega Nazionale Dilettanti. Con la speranza che comunque non abbandona mai il calcio a 11. Ma sempre calcio a 11 è questo lo sappiamo, però con una tecnologia diversa. Sì, certo, ma io poi con Sandro voi sapete qual è il rapporto che ci lega, è un rapporto veramente, lui dice siamo fratelli, per me siamo più che fratelli, perché probabilmente talvolta i fratelli noi non abbiamo mai un problema, perché l'interesse che ci guida, e qui puoi avere anche Alessandro, avere Giovanni, loro lo sanno qual è il rapporto che c'è un continuo, noi conosciamo. Giornate ci sentiamo 10 volte, 15 volte, per dire perché i problemi vengano affrontati e quando sono condivisi chiaramente l'esperienza di due come noi messe insieme può dare soluzione a problemi che possono apparire anche o irrisolvibili o difficili. Dà dei frutti sicuramente questa comunione di intenti. Alessandro Bonafini, mi metto qui al centro perché sei ancora inebriato dalla bella vittoria sul finire di questo Gela che ritorna in Serie D, per la gioia non soltanto dei gelesi ma di tutta l'intera provincia di Caltanissetta, che adesso avrà addirittura 3 squadre in Serie D. Come vi state preparando per questo nuovo progetto?
sicuramente continuano i festeggiamenti, è bello oggi essere qui al premio che è la festa dello sport, appunto come diceva il presidente Santino Lopresti, perché il comitato svolge sempre un ottimo lavoro nell'organizzare questi campionati regionali in maniera impeccabile, in maniera importante, dove anche oggi ci si incontra con tanti amici come Giovanni, e quest'anno ci siamo incontrati diverse volte, e quindi oggi il prossimo anno lo ritrovo di nuovo. Da nemico, tra virgolette. No, io con Giovanni ho un rapporto bellissimo ai tempi dell'Agri, che abbiamo condiviso vittorie dei campionati, ci lega un rapporto di amicizia lunghissimo e sicuramente sarà una rivalità amica sul campo. Credo che poi noi forse saremo vicini a vederci la partita, ma in campo poi saranno i giocatori. Ed è giusto che sia così. Sì, credo che poi i giocatori daranno il loro contributo in campo, però credo, appunto parliamo di festa dello sport, anche i derby devono essere derby leali, derby corretti, giocati in campo, e deve essere anche una festa sicuramente sugli spalti, quindi noi ci godiamo il momento, ci godiamo sicuramente il ritorno in D di una piazza importante come Gela. Appunto si vanno a incontrare piazze importanti e gloriose come la Nissa, come la Regina, e credo che sia il parametro giusto di una città come Gela. In campo parlavi poco e giocavi alla grande, adesso sei diventato il direttore sportivo e parli molto, ma positivamente. Grazie. Abbiamo detto che giustamente questo derby che si sta preparando potrebbe essere certamente uno dei derby più infuocati della nostra Sicilia, però è anche vero che c'è troppa fratellanza, troppa vicinanza per pensare che sia una partita che si giocherà insomma con degli scudi. Sarà una partita che onorerà chiaramente il calcio. La tua nuova avventura in casa nissena certamente si prospetta interessante, non dico ingarbugliata perché comunque so che in società stanno facendo dei progetti interessanti, però certamente sarà molto molto impegnativa. Ma intanto è stato un onore essere scelto dal presidente Giovannone, che ringrazio, per ricoprire questo incarico importante. È stato un onore, ma so l'onere che mi attende per un compito assai gravoso e importante, di cui spero essere all'altezza della situazione. Però sono tranquillo perché comunque già la società Nissa è ben rodata, ben organizzata, ben strutturata. Conosco alcuni componenti della società, ho un ottimo rapporto dall'infanzia col direttore sportivo Russello, conosco e stimo il nuovo allenatore Lello di Napoli. Già il primo giorno che sono arrivato a Caltanissetta, il giorno della presentazione, sinceramente mi sono commosso perché non immaginavo questa accoglienza così affettuosa, così numerosa. Mi hanno fatto sentire per la prima volta importante, però questo significa che dall'altro lato mi aspetta un compito molto impegnativo. Sono carico e voglioso di far bene e mettere a disposizione con grande umiltà quelle che sono le mie conoscenze calcistiche. Dopo 16 anni di eccellenza penso che forse era arrivato il tempo di fare il salto di categoria. Il presidente Giovannone, se non fa misteri, punta a vincere e noi cercheremo di accontentarlo. Tra l'altro la prossima stagione ci sarà il Siracusa, ci sarà il Palermo, ci sarà il Catania nel settore dei professionisti, manca una quarta realtà, messa da parte ormai da parecchio tempo anche il prospetto Messina, chissà, potrebbe essere Caltanissetta. Noi ce l'auguriamo perché la città di Caltanissetta, per quello che ho visto, esprime un tessuto economico assolutamente importante. Basta guardare quando ci sono le partite, tutti gli sponsor, ognuno si è prodigato per dare il proprio contributo alla squadra, e questo va scritto a merito a Luca Giovannone e al figlio Lorenzo, che hanno riacceso gli entusiasmi a Caltanissetta che erano sopiti da anni. Manca il direttore sportivo Ernesto Russello, che al primo anno ha centrato subito la Serie D e l'anno scorso hanno concluso al sesto posto, un piazzamento onorevole per una matricola. Quest'anno ci si aspetta tanto da noi. È ovvio che ci saranno realtà importanti come la Regina e qualche campana che non sappiamo ancora quale possa essere, ma anche le piccole squadre, l'Insidia è sempre dietro l'angolo. I derby poi saranno momenti molto esaltanti, soprattutto quello con la San Cataldese si sente di più a Caltanissetta, da quello che mi hanno detto, sì. Ma certo anche col Gela ci sarà, diciamo, un po' di campanilismo. È ovvio che saranno partite tra amici, perché comunque personalmente ho ottimi rapporti col presidente Lacagnina
e col presidente Toti Vittoria del Gela, quindi come dicevo, nemici sì ma per 90 minuti, poi per il resto che vinca lo sport, che sia, diciamo, i valori del campo a primeggiare. Si sta cercando di allestire una squadra di tutto rispetto per riempire il Tomaselli e per consentire a questa città di ritornare nel calcio che conta, nei professionisti, dove manca da tanto tempo. Terza festa dello sport in una straordinaria Palermo, un po' accaldata, presso la sede della Federazione Italiana Gioco Calcio, ospiti del presidente Morgana. Io penso che i dilettanti non sono più dilettanti da un paio di anni a questa parte, perché rivestono una forza di penetrazione sul territorio quasi quanto i professionisti, o sbaglio? Ma il mondo professionistico fisiologicamente tende a contrarsi. Quando io ho iniziato a fare attività di dirigenza sportiva c'erano 144 società professionistiche, oggi di fatto ci sono 97, perché sono 100 squadre ma 97 società, perché abbiamo le 3 seconde squadre in C, e con questi numeri noi siamo il paese in Europa e nel mondo con il maggior numero di società professionistiche. Questo che cosa vuol dire? Che in prospettiva il professionismo andrà a contrarsi, non ad aumentare come numero di società, e questo indirettamente dà ancora più valenza al mondo dilettantistico, tenendo conto che con la riforma della prima decade del 2000 sostanzialmente noi abbiamo la Serie D, che è già il quarto livello, prima c'era la C1 e la C2, e nel contempo quindi abbiamo una situazione in cui la centralità della D e anche dell'eccellenza è aumentata proprio per il fatto che piano piano sopra ovviamente il numero di società fisiologicamente si contrae. Ciò posto, l'altro elemento importante è la riforma dell'ordinamento sportivo, il decreto 36, il fatto del contratto di lavoro, che per noi dilettanti sostanzialmente è un contratto di lavoro autonomo, non è un contratto di lavoro dipendente, ma comunque noi abbiamo già depositati più di 45.000 contratti che naturalmente riguardano le situazioni apicali, la D, l'eccellenza, la C femminile, la divisione calcio a 5 nazionale, ma comunque abbiamo un numero significativo di contratti e abbiamo la struttura degli accordi collettivi sia per quanto riguarda il rapporto con i calciatori sia per quanto riguarda gli allenatori. Quindi è ovvio che pur nelle diversità di mondi diversi da un punto di vista economico, ovviamente ci sono delle situazioni che piano piano determinano diciamo delle similitudini, e comunque il fatto che una volta c'erano solo gli accordi economici per i campionati nazionali, oggi sono i contratti di lavoro non solo per i campionati nazionali ma anche per tutte le categorie dilettantistiche, se ovviamente tra la società e il tesserato si vuole fare un contratto di lavoro. Presidente, noi abbiamo un girone I quasi tutto siciliano, a dimostrazione che il movimento dei dilettanti, soprattutto perché viene rappresentato da grandi realtà, da grandi città, è in continua crescita. Adesso sono arrivate altre, addirittura 3 società che hanno vinto il campionato di eccellenza, a dimostrazione che comunque il percorso di miglioramento tecnico anche della qualità delle società è in enorme fermento. Sì, c'è, come avviene naturalmente fisiologicamente nel mondo del calcio, c'è chi scende, c'è chi sale, quindi come tale le potenziali perdite di alcune società sono state in qualche modo come dire, bilanciate da società che sono naturalmente state promosse, Athletic Palermo, il Milazzo, il Gela, e quindi sono comunque grandi centri, e comunque già quest'anno il girone era il girone che aveva più capoluoghi di provincia, sì. Tra Sicilia e Calabria era il girone che aveva al suo interno più capoluoghi di provincia rappresentati, quindi questo sta a significare che comunque una centralità soprattutto nel sud, laddove è più difficile salire diciamo ai massimi livelli, la D ce l'ha e ce l'avrà sempre. Ciò posto è ovvio che ogni società cerca di salire, come ha fatto brillantemente quest'anno il Siracusa,
ma comunque la centralità dell'AD è importante peraltro che le società facciano il passo lungo come la gamba e quindi riescano a mantenere gli equilibri qualunque sia la categoria di appartenenza. Noi quest'anno abbiamo avuto un grande problema con una grande realtà che è Agrigento, una squadra che poi si è dissolta praticamente a metà stagione, creando anche uno scombussolo non indifferente in classifica. Lei non pensa che sia necessario un'ulteriore salvaguardia del campionato con un maggiore controllo anche e soprattutto dal punto di vista finanziario? Ma sono poche le attività, essendo comunque queste delle aziende, ovviamente chi con maggiore e chi con minore giro di affari o comunque fatturato o che possono dare la tranquillità di partire a luglio-agosto con un'iscrizione e arrivare alla fine dell'anno, perché questo alcune volte non avviene neanche nelle aziende normali. Ciò posto, il problema è senza dubbio dei controlli. I controlli in D aumenteranno. Quest'anno noi abbiamo la necessità, per poter essere iscritti al campionato, di aver onorato i lodi arbitrali, che sono la conseguenza dei collegi arbitrali derivati dagli accordi collettivi, e devono essere presentate le liberatorie fino al 31 di maggio. L'anno prossimo noi avremo delle liberatorie certificate e quindi faremo un passo avanti per quanto riguarda la Serie D, e naturalmente questo determinerà una maggiore difficoltà e un maggiore controllo. Però attenzione, anche laddove ci sono controlli da società professionistiche, come è avvenuto in Serie C, abbiamo avuto dei casi, Taranto e Turris, di società che sono state escluse dai campionati, quindi alcune volte può essere migliorato il livello di controllo, però un rischio all'interno di un livello di società c'è sempre. La C purtroppo ha avuto 2 società escluse dal campionato su 60 partecipanti, noi abbiamo avuto 2 società escluse dal campionato su 168. Quindi come tale il campionato ha retto bene e poi bisognerà vedere, a mio avviso, di rivedere un pochettino le norme che concernono l'assegnazione dei punti in caso di ritiro dai campionati, perché nel momento in cui queste situazioni avvengono, come è avvenuto nel caso della Serie D ma anche della C, a poche giornate dalla fine, questo determina un vulnus, perché di fatto mentre se una società si esclude dal campionato alla quinta, all'ottava, alla 10ª giornata, quando comincia a essere la 12ª, 13ª giro di ritorno è più difficile recuperare dei punti e in qualche modo si corre il rischio, ci si trova a giochi fatti senza poter rimediare. Presidente, io voglio cogliere questa occasione di averla qui con me perché le voglio fare una domanda e fungo un po' da portavoce dei pensieri di molte società di Serie D. Il famoso discorso riguardante i playoff con pochissime possibilità di ripescaggio. Lei non pensa che la formula dei playoff possa essere sviluppata in una maniera che dia la possibilità a qualche altra società di accedere anche attraverso appunto la vittoria dei playoff nel campionato di Lega Pro? Allora, noi abbiamo sostanzialmente oggi per la struttura dei campionati 9 retrocessioni dalla C alla Serie D e abbiamo 9 promozioni, le vincitrici di girone. Nel momento in cui sono nate le seconde squadre si è dato, come dire, una priorità alle seconde squadre, e quindi quella che era l'alternanza fra una retrocessa dalla C e una vincitrice di playoff in Serie D si è assottigliata. Ciò posto, ogni volta noi ci confrontiamo con le società perché anche in questa occasione ovviamente chiediamo alle società se sono interessate a fare i playoff. Teniamo conto che i nostri sono playoff piuttosto morbidi, perché sono 2 partite alla fine e sono soltanto, e la società meglio classificata non è solo la risultante di una situazione sportiva, ma anche a parità di condizioni, quindi le 9 vincitrici dei 9 gironi, anche di altri tipi di fattori. E quindi noi ogni anno chiediamo alle società, e abbiamo sempre chiesto alle società se erano interessate a fare i playoff, perché se le società ci dicessero, ci avessero detto che in qualche modo, non essendo garantita la promozione, non erano interessate a farlo, noi non avremmo stressato questa situazione. L'anno passato, per la prima volta dopo tanti anni,
la società meglio classificata nei playoff non è stata ammessa alla C. Quest'anno si è confermato il fatto che il Brescia sostanzialmente comunque attiva l'iter dell'iscrizione, si libera il posto che come pole position vede il Ravenna, mi spiego. Però riflettendo su questa situazione noi abbiamo già fatto una proposta di modifica. Qual è la proposta di modifica che abbiamo fatto? Sostanzialmente noi quest'anno 2025-26 torneremo alle 162 società. Bene. Mentre l'organico della stagione 24-25 è stato di 168, noi non recupereremo società fino alla 162esima. Questo è già di fatto, il risultato è stato raggiunto, perché 5 società che facevano parte dei campionati professionistici non scenderanno in D, perché purtroppo ripartono da un livello inferiore. Quindi naturalmente parlo del Taranto, parlo della Turris, parlo della Lucchese, parlo del Brescia, parlo della Spalla. Quindi noi già oggi siamo a 163 società. Purtroppo è ipotizzabile che in sede di iscrizione delle società in Serie D qualche società, speriamo non tante, voglio dire, non ce la faccia, e quindi questo vorrebbe dire che l'anno prossimo noi avremo l'organico che avevamo previsto di 162 società. L'idea da condividere con le società è di fissare il tetto delle società a 160. E se ovviamente le società saranno d'accordo, fare 8 gironi da 20 in modo tale da garantire comunque una nona, diciamo, ammessa a prescindere dall'eventuale ripescaggio. Quindi questo in qualche modo farebbe sì che perlomeno dal secondo al quinto posto, strutturando i playoff in maniera più organica e quindi facendo sì che quello che è l'elemento decisivo non sia, come dire, la situazione storica curricolare, ma solo il campo, non so se rendo l'idea, noi potremmo partire dal 26-27 per avere una società che, arrivata dal secondo al quinto posto, voglio dire negli 8 gironi, ha la possibilità comunque certa di salire di categoria, quindi daremmo una valenza certa ai playoff. Poi se ci fossero delle società che si aggiungono attraverso i ripescaggi, naturalmente questo darebbe un'ulteriore opportunità. Vedo che la federazione quindi non si ferma, è vigile ed è attenta a quello che è il termometro. Ma capiamo, guardi, i playoff, diciamo i playoff e i playout, tra virgolette, li ho inventati io quando stavo in Serie C. Quindi parlo del 92, 93, 93, 94, quindi ho una particolare affezione. Ho sempre pensato che fosse una modalità che arricchisce i campionati, soprattutto quando sono campionati lunghi. Allora, quando lei sta in Serie A oggi è importante vincere il campionato, però già se partecipa a una coppa ovviamente è un risultato sportivo importante. Laddove c'è una sola promossa e ci sono le 3 retrocesse o le 4 retrocesse, si corre il rischio che la zona, diciamo, di mezzo del campionato è troppo ampia. Non so se quando fu fatto questa operazione dei playoff e playout, lo spirito era quello di garantire più competitività in tutte le partite del campionato, anche nelle ultime giornate, perché tutti avevano un interesse a ottenere un risultato. Un obiettivo, o salvezza o esatto, perché poi, come è stato quest'anno per esempio per il Pescara non era una seconda, eppure è salita quinta addirittura, è salita di categoria, mi spiego, no? Quindi l'obiettivo l'anno prossimo è quello di andare su 162 società. Se le società riterranno che sia compatibile di fare 8 gironi da 20, noi per il 26-27 programmeremo 160 società, 8 gironi da 20 e garantiremo una promozione certa attraverso dei playoff rinforzati. Oltretutto, fermo restando che dovremo studiare bene le date, perché normalmente già oggi alcuni gironi sono da 20, soprattutto al nord dove le distanze sono più limitate, teniamo conto che comunque avendo noi 4 retrocessioni dalla D all'eccellenza, 4 retrocessioni su 20 squadre sono più bilanciate rispetto a 4 retrocessioni su 18, che sono tante.
Siamo a conclusione di questa bellissima festa dello sport, sede regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Presidente Morgana, è stata una bellissima giornata di festa, tantissimi presenti, tanti bei riconoscimenti. Diciamo che parte ufficialmente la nuova stagione 25-26 da questa sera in poi? Certo, è già partita a dire il vero. Adesso abbiamo quest'anno scelto questa via che entro luglio facciamo soltanto l'eccellenza. Abbiamo messo, visto che sono gironi a 14 squadre, quindi diamo più tempo alla promozione che scadrà il 25 agosto insieme alla prima categoria, alla seconda categoria, alla C2, e quindi partiranno a fine settembre. Abbiamo già programmato l'inizio del campionato di eccellenza la seconda settimana. Nella prima settimana faremo evidentemente la festa delle coppe, sì, ma faremo la presentazione dei calendari di eccellenza e questo è di Serie C1 di calcio a 5. Abbiamo fatto questa festa che chiude una stagione in maniera, come dire, ufficiale con le premiazioni vincenti, ma ne apre un'altra che è quella che va a partire. Siamo con un organico di 31 squadre su 32 perché è andato via il Gela, e se tutto va bene, se si iscrivono tutte, riconfermiamo 12 squadre in Serie D, quindi c'è posto questo momento, un posto libero. Vedremo alle iscrizioni quali saranno i risultati. Io sono come al solito, lei ormai mi conosce bene, sono un inguaribile ottimista, quindi come dire, ho sposato quello che diceva Giovanni XXIII, cioè diffidate dei pessimisti, perché il massimo che possono fare è trasmettere il proprio stato d'animo, cioè nulla. Giusto. Io invece sono ottimista, perlomeno vedo il bicchiere sempre mezzo pieno e spero che il calcio ci segua. Se devo giudicare su quello che ho visto stasera, credo che il calcio Assolutamente ci sì. seguirà. Un altro anno faremo un'altra bella premiazione di tutte le vincenti, e come le ho anticipato istituiremo una giuria quest'anno perché premieremo anche la migliore trasmissione sportiva, la trasmissione sportiva dell'anno, non la mia, la trasmissione sportiva dell'anno che si occupa soltanto di calcio dilettantistico. Io faccio però un passo indietro e le dico che lei è doppiamente contento, anche perché portare 12 squadre in Serie D dalla Sicilia è una soddisfazione meravigliosa. È immensa, però potevamo anche fare meglio. Il Modica è andato proprio lì vicino, io auguro le cose migliori al Modica, ma non partendo dalla prossima stagione. Ora ci sarà la vicenda dei ripescaggi. Io non spero mai nei ripescaggi, perché i ripescaggi, come dico sempre, sono una legittima aspettativa. Vincere il campionato invece dà luogo ad un diritto, e quel diritto è assolutamente intoccabile. Quindi io spero che le nostre squadre siciliane seguano un percorso di rafforzamento serio, e questo ci può dare luogo un altro anno ad un altro grande campionato di eccellenza. Allora chiudiamo con una buona estate a tutti gli sportivi e non solo. Buona estate a tutti gli sportivi, a tutti coloro che lavoreranno per costruire la prossima stagione. Quindi a tutti noi, a tutti voi. Io, come lei sa, ho un rapporto di grande attenzione con la stampa sportiva, alla quale dedico sempre, come dire, attenzione, perché capisco che si fa un lavoro complesso, un lavoro difficile, e a volte si hanno magari la ricerca della notizia può portare, però io devo dire sinceramente non mi è mai capitato. Ho avuto a che fare sempre con persone serie, con persone per bene, con persone corrette, e se devo dare un giudizio complessivo è questo. Quindi buona estate a tutti, buona estate ai miei collaboratori. Io andrò in ferie ad agosto, quest'anno me ne godo qualche giorno in più, perché poi c'è bisogno di avere tutta la forza a nostra disposizione. Tutto
quest'estate è pura allegria. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see? You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. Such joy and happiness you breathe. Paola ha detto bene, 12 anni che raccontiamo il calcio dilettantistico e lo facciamo con questo galà al termine della stagione agonistica, anche quest'anno una stagione intensissima con qualcuno che ha perso, qualcuno che ha vinto, qualcuno che ha segnato tanti gol e qualcuno invece che forse magari tanti gol li ha pure subiti. A guiding light through the night, heaven's gift to me. You are so beautiful to me. L'inizio della carriera giornalistica a Telecolor mi riporta ai campi dei dilettanti. Seguivo all'epoca il Ragusa, per un periodo il Vittoria, quindi poi piano piano siamo andati in Serie C2, ho iniziato col Paternò di Pasquale Marino, di Ciccio Sotera e poi piano piano fino al Catania, che seguo costantemente da quasi 20 anni. Sicuramente è un onore, un piacere, e il fatto di avere questa tua manifestazione, questa vostra manifestazione che dà lustro al calcio, se vuoi lo chiamiamo minore come ci siamo detti l'altro giorno, ma minore non è. Bagheria sicuramente è storicamente una grande piazza, mancava una categoria così come l'eccellenza da tanto tempo. Anche grazie al mister siamo riusciti ad amalgamarci nel modo giusto ed è stata proprio questa l'arma vincente per poter arrivare fino in fondo e essere vincitori alla fine. Grazie al gruppo e grazie al mister abbiamo vinto questo campionato che non era facile. Devo dire che c'è qua qualcuno che ha battagliato contro di noi, ovviamente è giusto che sia qui perché hanno dato ninfa vitale a questo campionato. È da 2 anni che facciamo grandi cose a Niscemi, siamo partiti dalla prima categoria, in 2 anni di fila abbiamo vinto 2 campionati e la cosa importante che vorrei ricordare è che credo che nessuna squadra abbia fatto così, abbiamo fatto in 2 anni 46 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Sì, è stato un campionato difficile, devo dire che lascio Bagheria è una piazza fantastica, una società importante che comunque mi ha dato tanto, mi ha dato la possibilità anche di vincere. Devo dire che è stato un campionato davvero difficile, abbiamo vinto all'ultima curva, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Quest'anno siamo riusciti a fare un qualcosa di eccezionale perché stare concentrati tutta la stagione per vincere il campionato, avendo come contendente una squadra molto forte come il San Fratello e avendola ritrovata anche nella finale di Coppa Italia, è stata veramente molto molto difficile. Diciamo che è stata un'esperienza
bella ma così inaspettata che io mi rendo conto che mentre ero lì neanche me la sono goduta perché non avevo realizzato dove ero e cosa stavo facendo. Allora, io conoscevo Santopalma perché lo vedevo nei programmi, qualche volta insieme eccetera, ma non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, di passare una serata, una giornata con lui. E questo devo dire che è una cosa che il premio mi riempie ancora più di gioia, perché ho visto, come dire, quanto era voluto bene quest'uomo, quanto era serio, quanto era per bene. Quindi quello che tra l'altro ci teniamo, sia io, mia figlia Flavia e mio figlio Simone in particolar modo, è proprio quello di tenere sempre vivo il nome e ricordo di mio marito. A me fa molto piacere ricevere questo premio, riceverlo soprattutto in una manifestazione che riguarda il mondo dei dilettanti. Ma io credo che il mondo dei dilettanti dovrebbe essere ribaltato come un calzino. Devo dire che di calcio ne ho parlato tantissimo negli anni. Ho iniziato, diciamo, a metà degli anni '80. Non vorrei sbilanciarmi, però è così, purtroppo. Lo sport è un fenomeno sociale che può contribuire a valorizzare anche la città. Catania Rossazzurra, con i suoi 350 soci, sta cercando di onorare lo sport. Sono rimasto a Catania Rossazzurra perché comunque è rimasto un amore verso i colori rosso-blu, però poi chiamato a Caltanissetta per avviare un mio progetto che avevo nella mente. Il mio progetto si sta concretizzando qui nella Nissa. Sì, venire a Caltanissetta è come ritornare a casa, perciò sono molto contento anche di quest'anno di essere qui, dell'invito che puntualmente arriva, e faccio il tifo chiaramente per la Nissa. Noi il campionato l'abbiamo vinto troppo presto e abbiamo staccato un po' la spina. Sì, è stata una bella avventura, abbiamo sin dall'inizio puntato di vincere e raggiungere questo obiettivo, fortunatamente ci siamo riusciti. Ma intanto grazie per il premio, permettimi di fare complimenti anche agli altri mister che erano in nomination insieme a me. Ma è stato un progetto che è nato subito dopo aver rinunciato alla promozione 3 anni fa. I 2 presidenti nostri si sono spesi in questa avventura buttandosi anima e corpo. Il lavoro di imitatore devi studiare parecchio. È vero. E quindi devi fare tutti i personaggi. Il titolo della canzone è Mi sto godendo il silenzio, perché diciamo che non c'è cosa migliore di godersi un attimo qualche volta in mezzo a un sacco di cose. Della serie mi fermo e ragiono un po'. Intanto grazie per l'invito Ettore e per la fiducia, visto che è la terza volta che siamo qui su questo meraviglioso palco. Questo libro è già stato trasformato in sceneggiatura e ci sarà un film che registreremo in inverno. I complimenti di oggi vanno a, come sempre, le società calcistiche, dilettantistiche, chiamate in questa maniera in modo improprio per i tanti sacrifici che fanno durante l'anno. Tante società si tolgono davvero il pane dalla bocca per riuscire ad andare avanti, quindi intanto tutto questo. Un ringraziamento a te Ettore, che ogni anno ci inviti, ci regali questo momento meraviglioso. Tante volte ho detto ma tu fa fare, tu ci potta. Siamo felici per fare una serie di iniziative culturali al Parco Archeologico di Mera, quindi vi aspettiamo. Ci sono squadre che si ritirano dal campionato e penalizzano alcune squadre, ci sono state squadre che alla fine, faccio il nome per tutti, il Sant'Agata era fuori dai play-out e poi con il ritiro dell'Agres è rientrato e poi è retrocesso. Io ringrazio tutti e saluto particolarmente mister Belluso, che lo voglio bene. Iniziai negli anni 90, ma anche prima, negli anni 80, Gazzetta del Sud, il Mercatino, insomma, tante esperienze. Un po' in piccolo sembra, no, la premiazione del pallone d'oro che France Football fa, quindi davvero complimenti, è tutto meraviglioso. Indubbiamente questa è la caratteristica fondamentale per poi andare avanti, perché la comunicazione è aspetto importante, importantissimo per dare un'immagine di una società che vuole essere sempre all'avanguardia. Dedico questo premio alla mia città, alla Nissa e al presidente Giovannone, perché quando si fa il calcio, si fa bene il calcio, anteponendo i valori, l'organizzazione, il rispetto per le persone, i risultati arrivano,
tutto in salita, usiamo come una macchina a diesel e poi abbiamo avuto tanto successo e questo è anche merito di Alessandro che ci ha coinvolto in questa avventura. Sì, è vero, io intanto ringrazio Alessandro per questa opportunità che mi ha dato. Ci sono stati anche degli haters, però noi li abbiamo abbattuti perché noi siamo stati più bravi di loro. Ma sì, questo dimostra che nel calcio non si deve mai mollare, è arrivata una vittoria sofferta ma desiderata e voluta da tutti. Ti voglio ringraziare per questo riconoscimento, voglio ringraziare la Nebros, lo staff, i miei compagni di squadra e in particolar modo anche il preparatore dei portieri Stefano Bucca e le persone che mi sono vicine. Abbiamo finito da poco, da pochi giorni, abbiamo iniziato a metà agosto, quindi quasi un anno intero. Fa piacere raccontare, fa piacere essere sui campi anche durante i nostri interventi settimanali, insomma fa piacere, adesso ricarichiamo le batterie e poi ripartiamo con la lunga estate. Giusto fare un applauso a Ettore Tortorici perché si leva la vita veramente a fare una Troppo buono, grazie. Una cosa che per la Sicilia è un fiore all'occhiello. L'infortunio che ho avuto inizio anno mi ha un po' penalizzato, però poi mi sono ripreso alla grande. È stata un'annata molto intensa, vincere contro i tenori del pronostico è ancora più bello perché vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di grande grazie al mister, al grande lavoro svolto. Sicuramente abbiamo fatto una stagione abbastanza dura perché abbiamo incontrato una squadra, il mio amico Filippo Reciti, che si è dato filo da torcere, quindi sono stati bravi loro in campionato, sapevamo che c'era un'altra strada. Questo è un premio personale che però io voglio condividere con molte persone. Le molte persone sono soprattutto i miei grandi giocatori. Se sei riuscito a fare questa cosa straordinaria, perché è vero, non siamo partiti con i favori dei pronostici, non siamo partiti con un progetto così altisonante come altre 2 o 3 squadre, è merito soprattutto dei miei grandi giocatori. Se oggi siamo qui siamo consapevoli della nostra forza, ma abbiamo l'umiltà di capire che davanti a noi c'è un campionato difficilissimo che dovremmo affrontare in punta di piedi. Diciamo che la testimonianza della nostra programmazione è che negli ultimi 5 anni siamo sempre stati su questo palco importante a ricevere dei premi, questo perché la società negli anni con umiltà ha cercato di crescere sempre di più a livello prima societario e poi all'interno della squadra. Oggi ritorna un calcio più puro dove sì, si dice dilettanti, ma insomma credo che io tante volte i giocatori anche di Serie A rimproveravo, voi siete professionisti del diritto, dilettanti nei doveri. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla 13ª edizione, la prossima sarà ancora più bella. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Bentrovati nel nostro Face to Face. Andiamo subito a scoprire il personaggio con il quale chiacchiereremo nei prossimi minuti. Intanto vi do una scheda di introduzione. Elegante e concreto in campo, duttile battagliero da allenatore.
a Face to Face Francesco Di Gaetano. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Sono felice perché finalmente cercheremo di scoprire tanti lati di Francesco che forse in pochi conoscono. Ho questa sensazione, ti conoscono proprio solamente dal punto di vista sportivo. Sì, sì, magari più che altro i tifosi mi conoscono solo dal punto di vista sportivo. Con chi lavoro poi... Ma sei un tipo riservato però, ho questa sensazione. Sì, sono riservato, però con chi lavoro, con chi frequento, comunque sono abbastanza socievole, disponibile e molto aperto. Vedremo cosa succederà perché saranno 7 le domande che ti farò e saranno 7 le risposte. La prima, dopo la tua bella carriera da calciatore, il tuo sogno era veramente quello di allenare dopo? Sì, ti rispondo Da con sempre? fermezza, da sempre, anche dentro al campo ero uno che mentre giocavo davo indicazioni ai miei compagni sulle scalate. Diciamo che eri già un allenatore in campo. Sì, ma è una cosa che mi ha sempre affascinato, forse pure perché, sai, papà ha fatto anche questo e l'ho seguito da quando avevo 3 anni ai 14 anni, che poi è stato l'anno in cui poi papà è venuto a mancare. Quindi quando ti è capitata la situazione di allenare non ci hai pensato un attimo, anzi forse probabilmente hai coronato il tuo sogno. Sì, 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 ma devo essere sincero, lì devo ringraziare comunque Roberto Boscaglia, perché io l'ho conosciuto ad Alcamo e lì ancora giocavo. Abbiamo vinto campionato e Coppa Italia, andiamo a Caltanissetta e lì inizio ad essere sia un calciatore ancora che già il vice allenatore di Boscaglia. Addirittura, quindi già assimilavi Sì. anche le sue lezioni Sì, a sì. tutti gli effetti. Ma è vero che non si è mai profeti in patria? È un detto veritiero, soprattutto per gli allenatori? Ma guarda, non lo so, ci sono delle situazioni in cui corrisponde a verità e altre... Poi secondo me dipende molto dal momento, dalle squadre, dalle dirigenze, da un po' di tante cose che messe insieme poi fanno la differenza. Questa domanda te la sei posta forse evidentemente, soprattutto tu che hai un po' girato anche non soltanto la Sicilia. Sì, quello te lo poni, è normale. Io, guarda, da piccolo, no? È normale che tu sogni di poter giocare o comunque allenare un domani nella squadra della tua città. E oggi mi chiedo se sì, sicuramente sarebbe un sogno farlo, però non so come poi andrebbe a finire. Ma quanto incide poi alla fine la famiglia, gli amici, anche nelle tue scelte sportive? Allora, la famiglia secondo me è troppo importante, perché comunque sia spesso sono quelli che pagano la tua assenza, pagano un po' il tuo distacco fisico, no? E quindi se non hai davvero delle persone accanto che ti supportano e che ti sostengono, diventa duro fare bene il tuo lavoro lontano da Nel casa. bene e nel male. Nel bene e nel male. Perché poi alla fine può capitare alcune situazioni negative e allora lì forse gli amici veramente ti danno una mano perché ti supportano. Sì, è vero. La famiglia? La famiglia, certo, poi quando non si è abituati a stare sotto lo stesso tetto poi diventa dura. Molto dura, è vero. Tu hai figli? Ho 2 figlie, sì, una di 19 e una di 15, sono Alice e Romina. E comprendono il lavoro del papà? Sì, comprendono e ti dico, sono, credo, anche orgogliose, un po' si vantano, no? Che il padre ancora sia sportivo, comunque, perché comunque siamo sempre a contatto con i giovani e restiamo giovani anche noi. Bene, attenzione perché la prossima domanda è un po' trabocchetto, però sono sicuro che andrà bene per te. Tu ami il casual o l'elegante? E soprattutto, che fascino bisogna avere per far colpo con una donna? Bella domanda. Bella domanda. Allora, intanto casual o elegante? Allora, a me piace stare, soprattutto col lavoro che faccio, mi piace stare molto in tuta. Vabbè, chiaro. Durante la settimana, però se devo uscire la sera non metto quasi mai i jeans. Quindi vai un po' sull'elegante, sì, in un certo senso. un po' sull'elegante, un po' sulla classe, no? No? Sulla classe, certo. E poi cosa bisogna avere per cercare veramente di far colpo con una donna? Ma secondo me se sei spontaneo... Con grande rispetto per la tua cara consorte. No, ma assolutamente, ma per tutte le donne. Certo, per tutte le donne, certo. Io penso che se sei naturale, se sei spontaneo, alla fine il tuo carattere viene fuori.
Quindi la prima impressione è vero, quella che puoi dare a una persona e quindi ricevere un'attenzione particolare, ma poi se a lungo andare non confermi quello Certo, che hai certo. dato all'inizio. L'impatto è fondamentale, sì. Però poi dopo ci vogliono i fatti anche nel comportamento e tanto però, altro. Sì, poi ci sono gli sguardi, ci sono tante piccole cose che Hai conquistato tue mogli in questa maniera, ho questa sensazione. Ma io diciamo che conquisto tutti quelli con cui ho a che fare per bene. la mia solarità. Bene, bene, ed è quindi- vero, sei molto contagioso. Senti, nella tua scatola dei ricordi c'è per caso un indumento, un oggetto sportivo che custodisci gelosamente, che fa parte veramente della tua vita? Allora, ce l'ho, però in realtà non lo custodisco io, ma lo tiene mia sorella. Addirittura. Ed è una scarpetta, possiamo dire la marca? Assolutamente sì, nessun È problema. una scarpetta dell'Adidas da Sì. calcio a 6 tacchetti, proprio piccolina, no? E questa qui era una cosa a cui teneva molto mio padre. E la appendeva sempre nelle sue macchine, nello specchietto Quindi un retrovisore. oggettino piccolo, Un oggettino ma piccolo, ma- dall'immenso valore. Sì, sicuramente, guarda, puoi togliermi tutto, ma non quello. Scusa, ma perché lo tiene tua sorella e non lo tieni tu? Perché io ho paura di perdere. Bene, ma l'importante è che non si perda No, a tutti gli effetti. Senti, ma quanto self-control deve avere un allenatore per battagliare quasi quotidianamente tra società, calciatori, stampa? Guarda, a volte il mio collaboratore, quindi Vincenzo Porretto, mi chiede, anzi si chiede, poi mi chiede, ma come fai? Come fai a restare calmo davanti a certe situazioni? Come fai ad affrontare il tutto con questa serenità, con questa calma glaciale? Perché ce ne vuole tanta. Sì, sì, però ce ne io vuole sai, tanta. forse anche è una cosa del mio carattere essere così tranquillo, sereno. Ho un piccolo difetto, se vogliamo, che quando poi arrivo al limite, se esplodo, allora posso fare anche male. Fai danni. Sì, purtroppo è una pecca. Però sai, impiego tanto per arrivarci. Vabbè, poi con la maturità giustamente questi tempi si allungano, no? Sì, però bisogna essere anche diplomatici, bisogna essere anche figli di buona mamma. Soprattutto nel mondo del calcio, Assolutamente. diciamolo pure. Senti, voglio chiudere questa bella chiacchierata con una domanda che forse probabilmente ci sta a pennello. A chi devi dire grazie? E a chi devo dire grazie? Parli dell'aspetto professionale? Assolutamente sì, no, non sulla vita personale, ma sull'aspetto professionale. Guarda, Ettore, qualcuno mi dice che a volte sono presuntuoso, però non lo sono. E con gli anni ti posso dire che ad oggi, e sfido chiunque a dire il contrario, a me calcisticamente non mi ha mai regalato niente nessuno. Te lo sei andato a cercare Me lo sono con andato forza a e cercare determinazione. con sudore, con pazienza, con perseveranza. E te lo sei tenuto Io stretto. ho lottato su tutti i fronti. Pensa che quando abbiamo vinto il campionato di Serie C e siamo andati in Serie B, io non ero abilitato a fare la Serie B. Sì. E all'epoca c'era una norma che prevedeva che soltanto l'allenatore in prima, vincendo il campionato di C, aveva l'accesso al supercorso. Cosa che da quel momento in poi, perché mi sono impuntato, ho smosso un mondo, nel senso, ma in prima persona. Immagino. Non ho chiesto a nessuno. L'ultima chance che ho avuto è quella di mandare una mail ad Abete. Addirittura? Sì. E ti ha ascoltato? Dove in quella mail gli ho scritto tutto il mio percorso calcistico e gli ho detto che secondo me era da rivedere questa norma in quanto si privava una persona che aveva meritato sul campo di avere un qualcosa che gli potesse consentire. Però è anche vero che ultimamente molti allenatori hanno preso il patentino di seconda categoria in una maniera molto facile rispetto a 20-30 anni fa. Lo so. Quindi c'è stata anche un po' di inflazione. Questo, guarda, non lo so. Beh, perché non è il adesso... caso tuo, ci no, mancherebbe. no, ma da quel momento in poi comunque lui, mi ricordo infatti il giorno che mi chiamò, mi disse, mister, lei ha ragione, lei farà il vice. Bene.
e sarà abilitato al prossimo corso, farà parte del corso e se sarà abilitato farà il suo ruolo. Quindi devi dire grazie a te stesso, a insomma, me stesso e alla mia per tutto quello che hai fatto. Allora io penso che nella vita non ci sia niente di impossibile, soltanto una cosa, assolutamente, che purtroppo tutti quanti dobbiamo andarci a sbattere prima o poi tutti. E quindi poi per il resto la forza di volontà, il sacrificio e la voglia, la fame di arrivare ti porta ad ottenere quello che realmente vuoi. Ti devo chiamare Francesco o Ciccio per chiudere? Allora, se sei un mio amico mi devi chiamare Francesco, se sei un conoscente di calcio mi devi chiamare Ciccio. Allora, siccome credo di essere anche un discreto conoscitore del calcio, ti chiamo Ciccio ed è un piacere e un onore. Ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Io ti ringrazio e sottolineo il fatto di la differenza Ciccio e Francesco, perché in famiglia mi chiamano Francesco. Ah, addirittura. Nel calcio, da sempre, giocando... Ti chiamano tutti Ciccio, effettivamente. Ciccio perché è più veloce e più comodo. È più come veloce. il film di Massimo Troisi, quando sì, Ugo, Massimiliano no? con Ugo, è vero. E in questo caso, giustamente, quando giocavi era più facile chiamarti Ciccio anziché Francesco, già eri andato via possibilmente. Grazie Ciccio. Grazie a te, alla grazie prossima. veramente. Abbiamo dunque chiuso lo spazio del nostro face to face. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo.